Favara ieri pomeriggio si è fermata. Un silenzio irreale, rotto solo dal suono sommesso delle campane e dal pianto di una comunità ferita. La città intera ha osservato il lutto cittadino per dare l'ultimo struggente saluto a Gabriele Vaccaro, il 25enne assassinato a Pavia. Anche la città lombarda ha proclamato il lutto cittadino. Favara e Pavia unite nello stesso dolore per un dramma inspiegabile. Le esequie sono state celebrate nella chiesa madre, la più grande e capiente chiesa di Favara, ma che non è riuscita a contenere la gran moltitudine di persone che hanno voluto rendere l'estremo saluto a Gabriele. Per consentire a tutti di seguire il rito funebre sono stati collocati degli altoparlanti sul sagrato e sulla piazza antistante, stracolmi fino all'inverosimile, dove ogni volto raccontava incredulità e dolore. La concelebrazione è stata presieduta dall'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano insieme all'arciprete Don Nino Gulli e a tutti i parroci di Favara. Presenti le massime autorità civili e militari, il sindaco di Favara Antonio Palumbo, accanto a lui quello di Pavia Michele Lissia, città anch'essa profondamente colpita, con loro numerosi sindaci e le massime autorità della provincia, uniti in un cordoglio sincero e partecipe. Particolarmente toccante la presenza degli ex compagni della scuola calcio e delle altre squadre non solo di Favara cui Gabriele aveva giocato. Giovani volti segnati dalle lacrime, amici di una vita che hanno voluto esserci in silenzio per accompagnarlo in quest'ultimo viaggio. Durante l'omelia l'arcivescovo Damiano, con la voce interrotta più volte dalla commozione, ha evidenziato il dolore che sembra non trovare parole, ricordando quanto sia insopportabile la perdita di una giovane vita. Ha ripercorso il brano del Vangelo che parla dei discepoli di Emmaus, ha lanciato un forte appello contro ogni forma di violenza, invitando tutti a scegliere la strada del rispetto e dell'umanità. Parole che hanno attraversato la folla, unite al messaggio di vicinanza delle comunità di Favara e Pavia alla famiglia, oggi più che mai unite nello stesso lutto. Assoluta commozione quando la fidanzata Roberta ha letto la sua lettera a Gabriele, non una lettera di addio ma di arrivederci. Un colpo di fulmine, un amore infinito e indissolubile. Grazie Gabriele, so che continuerai a guidarmi, ha detto, e a darmi forza per continuare in una vita che non sarà più la stessa. Ad esprimere il cordoglio di tutta la città, il sindaco Antonio Palumbo. La comunità di Favara ha detto e quella di Pavia sono strette attorno a voi. All'uscita del feretro un lungo e intenso applauso si è levato tra le lacrime. In cielo si sono levati decine di palloncini bianchi, altri a forma di una coroncina del rosario. Poi il corteo lento e silenzioso ha attraversato la città fino al cimitero di Piana Traversa, dove Gabriele troverà sepoltura. Ma sentiamo le parole del sindaco di Favara Palumbo e quello di Pavia Lissia. Due città, due comunità, un unico dolore per Gabriele. Sì, le nostre due comunità sono state unite, si è dimostrato subito nella fiaccolata, ma anche e soprattutto quando sono stata a Pavia. La vicinanza dei pavesi, ma anche di tutti i nostri concittadini che stanno in Lombardia è stata veramente di aiuto e di supporto alla famiglia. Ci ha aiutati ad andare avanti in questi giorni e le due comunità si sono strette e hanno dimostrato un affetto che sicuramente Gabriele meritava. Una commozione enorme, lo hanno dimostrato anche le tue parole e anche l'arcivescovo quando ha fatto l'omelia si è fermato più volte con la voce strazzata. Sì, non è semplice, lo dico ogni volta, purtroppo abbiamo subito tantissime tragedie, ogni volta un pezzo del mio cuore ma del cuore della nostra comunità che va via, però ogni volta sappiamo reagire, sappiamo rialzarci, non dimenticando i ragazzi che sono andati via e sapendoci stringere attorno alla famiglia. Resta solo il dolore, resta l'amarezza, ma adesso chiediamo sicuramente giustizia. Ma non ci sono parole per descrivere il dolore per la perdita di un ragazzo così, che poi dalle testimonianze di chi lo conosceva, un ragazzo vitale, serio, che metteva allegria, che col suo sorriso irradiava un po' anche la vita degli amici, della famiglia.
Per noi è stato un grande dolore e vedo, lo si sente proprio nell'aria, che è stata una perdita incredibile per la comunità di Favara. Io volevo solo essere qua per testimoniare la vicinanza e il cordoglio che la comunità di Pavia vuole trasmettere alla comunità di Favara, perché Pavia ha perso un figlio, ha perso una persona che è venuta a Pavia per lavorare, per fare qualcosa di nobile. Questo non è accettabile. Volevo solo che sentisse un po' la vicinanza, nessuno ci restituisce da Gabriele, ma speriamo di seguire il suo esempio, che è stato sempre quello di supportare gli altri, dalle testimonianze che ho sentito oggi di essere un supporto lui per gli altri. Noi vogliamo essere oggi per lui, per noi, per la famiglia e per la comunità di Favara. Sì, è un grande dolore che ahimè si iscrive in un susseguirsi di gesti violenti, incomprensibili e inaspettati, che ci rivela, ecco, una vita sociale ripiegata su se stessa, dove i momenti di violenza fioriscono improvvisi, senza ragioni apparenti, e ahimè ma non dovremmo mai essere abituati a questa teoria di notizie quasi giornaliere e disarmanti. Oggi noi ancora una volta, ed è il caso di dirlo qui a Favara, ancora una volta siamo qui per parlare della vita piena, siamo ancora qui a parlare tra la morte di resurrezione e di vita nuova.